Nessun calcolo, testa al campo con un obiettivo ben chiaro in mente. Servono concentrazione, voglia di vincere e soprattutto ferocia, tutte doti che il Licata ha dimostrato di avere nel corso di questa stagione, ma che ora serve evidenziare ancora di più perché il traguardo è vicino e ogni passo avvicina sempre di più alla meta. Di cattiveria agonistica ovviamente ne metterà tanta in campo l'Accademia Trapani, che oggi non vuole fare la comparsa perché la sfida è di quelle complicate, ma la squadra di mister Tarantino non ha nulla da perdere, tutto da guadagnare con un risultato positivo che potrebbe dare slancio per il proseguo della stagione, alla volta di una salvezza da conquistare tramite play-out, ma nessun calcolo, testa al campo con un obiettivo ben chiaro in mente. Amici di Sportissimi, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti al Roberto Sorrentino di Trapani. Questa è Accademia Trapani Licata, gara valida per la 21esima giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Vedete le squadre in campo agli ordini del direttore di gara Giovanni Roli della sezione di Modena, coadiuvato dagli assistenti Termini e Marino della sezione di Palermo. Accademia Trapani in completo bianco, mentre Licata in completo blu con inserti gialli. Andiamo subito a vedere quelle che sono le formazioni che si sfideranno questo pomeriggio qui al Sorrentino, modulo speculare per mister Tarantino e mister Bonfatto, 4-3-3, partendo dall'Accademia Trapani con il nuovo arrivato Grimaudo, che inizia subito dal primo minuto in porta. Poi Capitan Cammareri, terzino destro, Puleo a sinistra, Gambicchia e Raboschi centrali, a centrocampo Lupo, Campanella e Catalano. In attacco Ficarotta e Buongiorno con Idrissù. Risponde il Licata con, come detto, il 4-3-3 di mister Bonfatto con Valenti in porta, non c'è Capitan Calaiò, in difesa quindi schierati a sinistra Tedesco, a destra Brugnone, poi Porcaro e Pettinato, a centrocampo Greco, Viglianisi e Flores. In attacco Bomber La Piana con Bennici e Manfred. Tutto pronto quindi per l'avvio della prima frazione di gioco, con il primo pallone che sarà giocato dal Licata capolista, che deve sfruttare i passi falsi di Marsala e Sanvito. Inizia intanto il match con Capitan Porcaro in possesso, si va da Brugnone, pallone a cercare Manfredi, riesce a intervenire Campanella, poi La Piana, va giù Vito Lupo, calcio di punizione, subito primo fischio del direttore di gara in favore dell'Accademia Trapani. Come detto, Licata che deve sfruttare i pareggi di Sanvito e Marsala per potersi portare a più 10 in testa alla classifica. Accademia Trapani che ieri pomeriggio dal divano ha visto la Parmonval raggiungerla al 13° posto, ma con la compagine di mister Tarantino avanti grazie agli scontri diretti, la doppia vittoria tra andata e ritorno. Ma andiamo in cronaca quando è passato un minuto di gioco. Tedesco sul pallone, andrà da Capitan Porcaro, si allarga da Brugnone con Buongiorno che prova a infastidirlo. Brugnone si impegna, Flores va giù, calcio di punizione per fallo di Idrissù su Buongiorno, scusate, su Flores, con Buongiorno che aveva cercato di intervenire su questo pallone. Non è riuscito, allora Idrissù ha dovuto spendere il fallo, palla a cercare La Piana, Cammareri la fa andare via con un velo di testa sul pallone lungo di Capitan Porcaro. In questo caso non è riuscito a intervenire Calogero La Piana, c'è vicino Raboschi, Cammareri andrà verso Catalano che di testa non riesce a prenderla, c'è vicino Tedesco, protagonista assoluto del match di andata con una doppietta nel 3-1 del Liotta ad ottobre. Qua Ficarotta, il pallone da Gambicchia con Manfredi che prova a infastidirlo, lo costringe ad andare con il pallone alto per Puleo. Poi attenzione, qui
prova a intervenire la difesa dell'Accademia con Bennici che aveva cercato in qualche modo di giocarla. Manca intanto il pallone, non si può riprendere il gioco. Pallone che arriva ora dalla panchina dell'Accademia Trapani, arriva anche dalla tribuna lato tifosi Licata, come vedete tanti anche oggi qui al Sorrentino, nonostante i tanti chilometri da fare per la tifoseria giallo-blu che spinge la squadra di Bonfatto. Pallone messo al centro, Campanella allontana senza fronzoli e allora può in qualche modo intervenire Pettinato, che perde però l'equilibrio mettendo pallone in rimessa laterale. Fase di studio tra le due squadre, con ovviamente il Licata più aggressivo a caccia del gol per mettere ovviamente la partita in discesa. Viglianisi di testa, c'è Bennici, non riesce a intervenire con il numero 4 Lupo a infastidirlo. Poi rimessa laterale concessa ancora una volta dal Licata all'Accademia Trapani con Puleo che va da Campanella. La giocata ancora qui di Puleo che prova ad andare via, c'è Idrissù che difende la posizione su Porcaro, va giù, non c'è nulla, poi Porcaro, va giù un altro giocatore del Licata, poi Buongiorno non riesce perché Porcaro riesce a intervenire in tempo. Allora qua può partire Greco che la dà a Bennici. Bennici vede di nuovo il movimento di Greco, il numero 30 corre, però c'è Raboschi che difende benissimo la posizione e riesce anche ad ottenere la rimessa dal fondo, nonostante le proteste dalla panchina del Licata. Era lì vicino l'assistente che non ha avuto dubbi sul groviglio di gambe tra Boschi, Puleo e Greco. L'ultimo a toccare è stato proprio il giovane centrocampista del Licata. Grimaudo dice ai suoi di salire, l'ex Fulgatore, proprio new entry, arrivato negli scorsi giorni per difendere i pali della porta dell'Accademia. Viglianisi di testa, Lupo lo aveva infastidito, qua Campanella va giù, calcio di punizione. Campanella batte a cercare Capitan Cammareri, va lungo da Idrissù, Pettinato prova a prendere posizione, lo spinge, non c'è nulla e allora Flores può giocare da Tedesco. C'è la Piana vicino che riceve ora il pallone, prova a sfidare Cammareri d'esterno, bravo Campanella a intervenire. Tedesco poi tiene la posizione e mette in rimessa laterale la Piana, riceve da Tedesco, poi ancora qua la Piana che prova a giocarla con Catalano che lo infastidisce, gli fa sbagliare il tocco verso Tedesco. Rimessa laterale affidata alle solite mani di Capitan Cammareri che può andare lungo e invece gioca per Ficarrotta. Greco, Ficarrotta bravo in questo caso a giocare, a incunearsi ed andare verso zone centrali a subire il fallo di Carmelo Greco che dà una pacca sulla schiena al numero 10 dell'Accademia Trapani, che ha svoltato un po' le sorti del reparto offensivo dei neroverdi. Flores riceve la Piana, Manfrea ancora il pallone da Viglianisi alla Piana che può stoppare, c'è Tedesco vicino, prova a metterla al centro, ciccano tutti e non Brugnone che è lì pronto per il tapin vincente. Licata in vantaggio al 7° minuto di gioco, hanno bucato tutti in difesa per l'Accademia Trapani, aveva bucato anche Bennici che non era riuscito ad arrivare sul pallone. Presentissimo invece Brugnone ed è 1-0 per il Licata. Alla prima occasione da gol segna subito il Licata con Brugnone. Sentite mister Tarantino in sottofondo a richiamare i suoi
a dare animo ai suoi per questo avvio, come un po' successo anche appena degli albanesi dell'Accademia Trapani, subito in svantaggio in quel caso appena degli albanesi domenica scorsa per un episodio, per un tiro di Sanna Sardo non calcolato bene dai Ruste, in questo caso bravissimo Brugnone a inserirsi. Allora Tedesco la mette al centro nuovamente, dove c'è nuovamente Bennici, in questo caso il palo nega la gioia del gol al numero 16. Poi pallone messo ancora in avanti dove c'è Manfred che può calciare, no, perché c'è fuori gioco, ma un'altra occasione per il Licata per raddoppiare, ed è sicuramente così che l'ha pensata mister Bonfatto, ovvero cercare di aggredire subito l'Accademia Trapani per mettere il match sulla propria strada, sulla via verso Licata, e Accademia che ovviamente è costretta a rincorrere. Grimaudo aspetta il movimento dei suoi, pallone a cercare uno tra i di su e Ficarrotta, salta pettinato, resta giù però Ficarrotta, pettinato richiama l'attenzione del direttore di gara. Rimessa laterale affidata alle mani di Cammarelli, c'è vicino Catalano, cerca il movimento di Lupo, pettinato, va lontano per non dare pensieri a Valenti, e allora si ritorna anche da Grimaudo, può gestirla Grimaudo, pettinato, subisce il fallo di Idrissou, calcio di punizione. Mister Tarantino che protesta per questo fischio del direttore di gara. Pettinato può andare alla battuta, c'è vicino Tedesco che Porcaro si andrà invece a cercare Bennici che mette giù pallone, a cercare Viglianisi, in questo caso Gambicchia riesce a intervenire puntuale, Flores interviene su Lupo che sbaglia la giocata a centrocampo, però poi recupera il pallone l'Accademia. Catalano sbaglia il passaggio verso Ficarrotta, rimessa laterale regalata al Licata. Catalano tra l'altro ex di turno, così come ex mister Tarantino. La piana Flores, il numero 80, prende posizione su Catalano, poi si ritorna da Pettinato che va in sicurezza da Valenti, pallone lungo a cercare la piana, interviene Capitan Cammarelli, poi Lupo, attenzione Flores che rischia di farsi male, Campanella sventaglia a cercare Ficarrotta che mette giù, ha la possibilità di portarsi il pallone sul sinistro, la mette al centro, Porcaro di testa, Catalano, Porcaro di petto, no, per il direttore di gara è fallo di mano ed è calcio di rigore. Intervento di Porcaro che sembrava con il petto, non per il direttore di gara che era molto vicino, e decreta il calcio di rigore per l'Accademia Trapani che ha occasione all'11° minuto di ristabilire la parità. In 3 sul pallone Ficarrotta, Campanella, Lupo e Idrissuma sul pallone. Va Campanella che è il rigorista di questa Accademia Trapani, e allora Campanella contro Valenti per ristabilire la parità. Tutto pronto, si attende il fischio del direttore di gara. Parte Campanella, non riesce a intercettare Valenti ed è l'1-1. Campanella, subito il pari dell'Accademia Trapani con questo rigore che ha acceso la panchina del Licata. Qualche protesta, ma per il direttore di gara non ci sono stati dubbi nell'indicare il dischetto, e allora al 12° minuto è 1-1.
Si aspetta Idrissou che riprenda posizione e si può ripartire 1-1 al Sorrentino, tutto da rifare per il Licata. Pallone lungo a cercare Manfred, Raboschi la lascia in tranquillità da Grimaudo che aspetta l'arrivo di Manfred per poterla prendere con le mani, e allora si va proprio da Ruslan Raboschi, rientrato dalla squalifica, come è rientrato dalla squalifica Campanella. Entrambi non c'erano nel match scorso contro il San Giorgio Piana. Tarantino che recupera anche Genna e Ravazza che sono in panchina. Manfred prova la giocata difensiva per difendere il pallone, voleva il fallo ma non c'è nulla per il direttore di gara. Allora Brugnone scambia con Bennici, Viglianisi, spallata di Gambicchia, Idrissou, Brugnone a pressarlo e riesce anche ad ottenere la rimessa laterale il numero 24. Poi qua non si capiscono Campanella e Gambicchia, Manfred ne può approfittare, ancora Manfred che la può mettere al centro, poi Flores e Tedesco che calcia, pallone che termina fuori. Tedesco che ha provato il tiro dalla distanza che tanto prezioso e tanta fortuna gli aveva dato all'andata con i 2 gol siglati agli 8 nel match, come detto finito 3-1. In questo caso la sua conclusione termina fuori ed era rimessa dal fondo, affidata a Grimaudo che può andare a cercare Catalano, greco di testa, può metterla giù Manfred nonostante il pressing di Campanella. Raboschi, pallone che tra rimpalli orbita sempre nella tre quarti campo dell'Accademia, e calcio di punizione conquistato da Manfred. Abbiamo visto qualche giocata confusa, rimpallo che aveva premiato Manfred, pallone che era ritornato proprio nella sua zona. Riesce a conquistare il calcio di punizione. Ora sul pallone ci sono La Piana e Flores che guardano al mucchio che si crea a destra in area di rigore. Sono tutti là i giocatori del Licata. La Piana la calcia a cercare l'inserimento di Bennici, esce Grimaudo, la fa sua. Cammareri da Campanella, La Piana prova un timido pressing, allora Cammareri può andare verso i Idrissou, riesce a tenere prendere il pallone Tedesco. La Piana alza la testa, il pallone nella terra di nessuno, c'erano Manfred e Bennici, pallone troppo alto per arrivare a Manfred, troppo largo per permettere a Bennici di raggiungerlo, e dunque Accademia Trapani e Grimaudo che ringraziano. Rimessa dal fondo, Grimaudo dice ai suoi di andare via, si giocherà lungo senza ripartenza dal basso. Qua Catalano non riesce a intervenire, il vento ha giocato uno scherzo al rinvio di Grimaudo e Catalano che non riesce a intervenire. C'è Tedesco sul pallone subito a cercare Capitan Porcaro, si va sempre da Brugnone che alza la testa, vede Viglianisi che di mezzo tacco esterno prova a servire Manfred, pallone cacciato via dalla difesa dell'Accademia con Porcaro che difende la rimessa laterale, lascia il pallone a Brugnone. Bennici di testa, Campanella alza il campanile, pettinato ancora di testa, pallone che come un ping pong va da una parte all'altra, ancora pettinato, non riesce a servire bene Viglianisi. Qua Bennici aveva capito il movimento di Manfred, non riuscendo però a servirlo. Tedesco si va da Flores che mette giù, pallone ancora da Tedesco a cercare Manfred che spizza, riuscendo a vincere
il contrasto aereo con Raboschi, pallone che torna in possesso dell'Accademia, e allora Vito Lupo ha l'occasione di accelerare, si va da Idrissù, ancora da Lupo che lascia il pallone a Buongiorno, ancora Lupo, Campanella alza la testa, vede Ficarrotta che la mette giù, si sovrappone Capitan Cammareri, Ficarrotta finta, può giocarla col sinistro, Ficarrotta calcia, Valenti la fa sua in tranquillità e può subito rinviare a cercare il movimento di Manfrè, pallone troppo lungo però, e il numero 9 non può arrivare, si va da un portiere all'altro, troppa fretta per Valenti a cercare Manfrè, è stato richiamato dalla panchina l'estremo difensore del Licata. Avete sentito invece in sottofondo mister Tarantino che ha dettato il passaggio dalla difesa verso Campanella, poi qua Catalano che non riesce a tenerla, pettinato, si va dalla piana, stop di petto, la palla rimane in campo, Manfrè può cercare di arrivare sul pallone, Manfrè non arriva, e comunque c'era fuori gioco, ha aspettato l'assistente Marino prima di alzare la bandierina per capire dove finisse il pallone. Manfrè ce l'ha messa tutta per arrivarci, ma non è riuscito a far suo il pallone, anche complice l'uscita di Grimaudo, ma era fuori gioco e quindi si può ripartire dai piedi del numero 1 dell'Accademia Trapani, con il Drissù che va giù con lo scontro con Pettinato, calcio di punizione. Sta giù Idrissù, il duello tra il numero 9 e Pettinato si è replicato più volte, questa volta non riesce a intervenire in maniera pulita Pettinato, calcio di punizione per l'Accademia che può sfruttare i centimetri di Raboschi, ma anche quelli di Idrissù, di Cammareri, scusate, di Puleo, di Gambicchia, con Ficarrotta che guarda un attimo i suoi e richiama l'attenzione del direttore di gara per la barriera composta da Viglianisi, Manfrè e La Piana che si è avvicinata. Ficarrotta sul pallone può calciare, pallone che termina ampiamente alto e si salva il Licata. Prima della battuta del calcio di punizione avete visto Buongiorno avvicinarsi alla panchina di mister Tarantino per applicare ghiaccio spray alla coscia. Vedremo se il 19, che ora è in pressing su Brugnone, potrà proseguire la gara senza problemi. Brugnone al piccolo trotto, bravo qua Puleo, ancora Puleo col passaggio a cercare Idrissù un po' ciccato, ne approfitta Greco che torna da Brugnone, subito giocata veloce tra Flores e Greco che la calcia a cercare Manfrè, il pallone che gli rimbalza davanti con il controllo che non è dei migliori, però riesce comunque a tenere il pallone Manfrè che ora la lascia a Flores, Pettinato a cercare il movimento di La Piana, Cammareri prende posizione, salta sbilanciando il 10, viene messa laterale per l'Accademia Trapani che sta riuscendo a prendere bene posizioni di difesa sul trio d'attacco di peso del Licata. Raboschi calcia a cercare Idrissù, spinge Idrissù, Pettinato in questo caso riesce il difensore delicato a tenere il pallone come riesce qua Ficarrotta a ottenere la punizione per il fallo su Greco che chiede scusa al numero 10. Anche questo un duello che si rinnova, quello tra Ficarrotta e Greco.
calcio di punizione, Campanella sul pallone, sale Raboschi, attendeva proprio questo il centrocampista dell'Accademia, pallone messo al centro proprio a cercare Raboschi, Porcaro salta, allontana e Idrissù che indietreggia per prendersi il pallone, il numero 9 calcia al centro, pettinato ad allontanare ancora una volta Vento che frena questo pallone che però si spegne in rimessa laterale. 23 sul cronometro, 1-1, decisivi i gol di Brugnone al 7° minuto e il rigore di Campanella al 12° per mettere in equilibrio il match. Puleo può cercare di incunearsi, pallone che però torna dalle parti di Gambicchia, calciata a cercare Ficarrotta che non può, peccato. La giocata di Campanella era interessante, sbaglia la misura, una sventagliata bella del numero 14 a cercare Ficarrotta che era da solo, la piana, Idrissù la tocca, pettinato, si accontenta della rimessa dal fondo. Valenti guarda un attimo il posizionamento dei suoi, a porcare il pettinato vicini, chiede di alzarsi, chiede di giocare lungo, così difesa che lascia la sua posizione. Valenti batte a cercare Manfred che può stopparla, la dà a Greco, scambia con Flores. Manfred aveva cercato il movimento di Lapiana che però era rimasto fermo, marcato bene da Cammareri, rimessa laterale. Cammareri sulla palla, Flores, Greco la tiene, deve un attimo aspettare per il passaggio perché il direttore di gara lo ostacolava e il passaggio non è stato dei migliori per Brugnone che ha rincorso, ha cercato in qualche modo di prenderne il possesso, era troppo lunga questa palla. Campanella prova la sventagliata a cercare Ficarrotta che può calciare il pallonetto! Luca Ficarrotta al 25° minuto, l'Accademia Trapani passa in vantaggio, contropiede perfetto della squadra di casa con Ficarrotta trovato in maniera splendida da Campanella, una giocata che ha trovato impreparata la difesa dell'Elicata. 2-1. E l'avevamo detto a inizio partita come le sorti del reparto offensivo dell'Accademia Trapani erano un po' cambiate con l'arrivo di Luca Ficarrotta che sigla ancora un altro gol ed è 2-1 per l'Accademia Trapani. Flores sul pallone a cercare il movimento di Brugnone, c'è vicino Viglianisi, ora Illicata ha fretta di trovare spazi, trovare buchi tra le maglie bianche dell'Accademia Trapani per cercare il gol del pari. Viglianisi calcia a cercare Manfred, forse in posizione di offside, così alza la bandierina Marino. Non ci abbassiamo troppo! Siamo su! Grimaldo sul pallone. Ancora una volta lungo, sfruttare i centimetri dei suoi. Buongiorno, prova a saltare Viglianisi, Bennici, Manfred prova a infastidire Gambicchia, ci riesce, prende la rimessa laterale con Brugnone sul pallone. Viglianisi la chiama,
deve aspettare un attimo Brugnone per batterla, e allora Flores a cercare Pettinato. Manfred non riesce a intervenire sulla presa di posizione di fisico di Raboschi, poi Gambicchia pressato da Bennici, mette palla in rimessa laterale. Flores la mette al centro a cercare la piana, non può arrivare. Il numero 10, rimessa dal fondo. Pallone ancora lungo a cercare Idrissou. Avete visto il contatto tutt'altro che gentile con Greco. Ficarrotta si trascina la palla fuori, rimessa laterale. Ficarrotta allontana il pallone e viene richiamato dal direttore di gara. Batte subito Tedesco a cercare Pettinato, anzi Porcaro e Pettinato. Pettinato la calcia in avanti, Campanella. Lupo non interviene bene, Tedesco la piana, la tocca quanto basta per Manfred, va giù Raboschi, non c'è nulla, e allora gira il pallone, corre Ficarrotta, corre anche Catalano, riesce a tenerla in campo, poi pallone per Idrissou, allarga il braccio Pettinato, non c'è nulla, vede il direttore di gara, resta giù Idrissou all'interno dell'area di rigore, indica l'orologio l'arbitro richiama l'attenzione della panchina dell'Accademia Trapani per sincerarsi delle condizioni dell'attaccante che resta a terra sul contatto con Idrissou, con Pettinato. Duello, come detto più e più volte, tra il difensore e l'attaccante dell'Accademia Trapani, che ha avuto la peggio in questa situazione, ma comunque il direttore di gara Roli sta facendo correre tanto sui contatti, soprattutto tra il 6 e il 9. Anche in questo caso ha subito sicuramente il colpo Idrissou, che viene invitato a lasciare il campo dopo ovviamente aver ricevuto le cure dello staff dell'Accademia Trapani. Ora si aspetta ovviamente il fischio del direttore di gara per riprendere il gioco. Valenti va subito da Pettinato, Tedesco, Viglianisi, la piana, viene ancora la piana, vedi il movimento ancora di Viglianisi, Tedesco che si sovrappone, la piana la mette al centro a cercare Manfred che vuole prendere posizione, poi Greco viene spinto, non c'è nulla e c'è fuori gioco, anzi, per il direttore di gara che non aveva visto l'assistente Marino alzare la bandierina, posizione di offside di Manfred. Poi c'era stato il contatto con Greco che era andato giù, non c'erano gli estremi comunque del calcio di rigore, e quindi calcio di punizione per l'Accademia Trapani che riprende con Idrissou, bravo di testa a darla a Catalano. Viglianisi interviene con il piede un po' troppo alto e Roli che richiama subito Viglianisi. Chiarimenti tra Viglianisi e poi quelli che sono i due leader di questa squadra, Pettinato e Porcaro, in assenza di Capitan Calaiò, scorsa settimana espulso contro la Partinico Audace. Assenza importante in difesa per mister Bonfatto, ma gli uomini non mancano, la qualità non manca. Campanella la mette al centro con Puleo che spinge Bennici, poi riesce a difenderla e riesce a ottenere anche il calcio d'angolo. Occasione dalla bandierina con Campanella che si occupa della battuta. Campanella sul pallone, tutto l'attacco dell'Accademia si sposta, allora Ficarrotta che può calciare in solitaria, il pallone rimpallato con Brugnone
rimessa dal fondo. Aveva l'occasione per ripartire subito il Licata. Flores subisce il tocco di Idrissou. Viglianisi la riceve dalla piana, può correre Greco. Greco alza la testa, la mette al centro, Raboschi lo mura, poi ancora Greco. Viglianisi non può intervenire, il pallone che esce fuori dall'area di rigore. La piana allora allarga col destro da Bennici, alza la testa, la mette al centro, non può in nessun modo intervenire Manfrè perché interviene Raboschi. La piana prova a calciare ciccando il pallone che non è stato deviato, e allora c'è rimessa dal fondo. Intanto vedete qualche scaramuccia tra la piana e Cammareri. Grimaudo può riprendere il gioco, una Licata che si fa aggressivo al 34esimo minuto a caccia del gol del pari per rimettere in equilibrio un match che, lo abbiamo detto a inizio partita, non può assolutamente avere un esito scontato. Manfrè, Viglianisi la lascia a Flores, poi si torna indietro da Capitan Porcaro, ancora il numero 80 a gestire la sfera. Pettinato va da Tedesco e indica la via a Pettinato che torna da Porcaro, pallone che fa praticamente tutta la linea difensiva del Licata, arrivando da Tedesco a Brugnone che torna nuovamente da Capitan Porcaro. C'è vicino Flores che gestisce, indietro da Pettinato, ancora Tedesco con Ficarrotta che prova a dargli fastidio. Bravo qua Greco, di petto verso la piana che non riesce però a gestirla bene. Allora Campanella prova nuovamente a far correre Ficarrotta, interviene Pettinato, rimessa laterale per l'Accademia. Sul pallone Capitan Cammareri, dentro Idrissou, Lupo e dall'altro lato Buongiorno. Lupo indietreggia per prendere il pallone. Ficarrotta, contrasto con Flores, poi qua Tedesco subisce il fallo di Lupo che chiede scusa al numero 29, c'era vicino l'assistente Termini che ha aiutato in questo caso anche il direttore di gara a fischiare questo calcio di punizione. Ricostruisce tutto dalla difesa il Licata con Tommy Flores. Greco, Catalano prova a infastidirlo, ancora Greco che torna indietro dove doveva esserci Flores che era un po' più accentrato, e allora Pettinato va da Porcaro, fa movimento Brugnone ma anche Manfrè che lo serve. Brugnone riesce a intervenire sul pallone, sfida Puleo. Brugnone prova ad entrare in area di rigore, bravo Campanella in questo caso ad allontanare la sfera che finisce nella zona di Pettinato. Flores sventagliata a cercare il movimento di Manfrè che corre, cerca in qualche modo di intervenire, forse spinto da Raboschi e poi in contrasto con Grimaudo. Non c'è nulla, semplice contrasto di gioco regolare per il direttore di gara che fa giocare Grimaudo. Ora rinvia ed è Idrissou a fare fallo su Pettinato ed è giallo per l'attaccante dell'Accademia. Resta giù un attimo Pettinato che si tocca il volto. Roli va a sincerarsi delle condizioni del numero 6 del Licata, giocatore d'esperienza per la categoria. Idrissou chiede anche lui spiegazioni. Pettinato può giocarla da Tedesco, il pallone è lento a cercare il 29 che torna nuovamente da Pettinato. Flores, Pettinato chiama la giocata a cercare la piana, nuovamente indietro da Pettinato che già guarda il movimento di Greco e Tedesco che si ostacolano. La piana la può mettere giù di petto,
Ancora la Piana, tunnel su Catalano, la giocata di La Piana che può metterla al centro, Raboschi allontana, c'è Flores, Idrissù come un treno interviene, non c'è nulla in questo caso con Idrissù che cade, poi Flores per Manfred e posizione di offside nuovamente per il numero 9, ma costruisce Illicata, riesce per questioni di centimetri la difesa dell'Accademia a neutralizzare queste diagonali di passaggio dei giallo-blu ed ennesimo fuorigioco di Manfred. Grimaudo sul pallone, 38 sul cronometro, pallone a cercare nuovamente Idrissù, Porcaro, pettinato di testa, Vito Lupo la mette giù, Tedesco non riesce a intervenire su Ficarrotta, ma non riesce neanche Ficarrotta a toccare il pallone che si spegne in rimessa laterale con Tedesco che va a lungo a cercare La Piana, di testa Viglianisi che ha la meglio su Campanella, poi Manfred e Raboschi si agganciano, Gambicchia, pallone per Catalano che non può in nessun modo intervenire in maniera elegante sul pallone, poi La Piana non riesce a tenerla in campo, rimessa laterale per Illicata. Cammarelli, non riesce a intervenire Greco, messa laterale per l'Accademia che sta giocando bene in zona offensiva ma anche in difesa. Qui l'ennesimo esempio con Raboschi che interviene bene sul pallone. Lupo, Campanella, anzi Cammarelli scusate, con Flores che riesce a intervenire, Tedesco fa la finta ed è rimessa laterale per Illicata, ma attenzione che Lupo rimane a terra. Lupo parla con Porcaro e Pettinato. Tedesco sul pallone, c'è Pettinato vicino, si avvicinano La Piana e Greco, il numero 30 a tenere il pallone, Campanella, la giocata su Greco, poi Tedesco, si va da Manfred che prova a prendere posizione su Raboschi che ha la meglio, poi il pallone che resta lì, Flores può giocarla, il numero 80 vede il movimento di Brugnone, allora il pallone che va a destra ma si torna indietro da Pettinato. La giocata per La Piana che la mette giù, sfida Capitan Cammarelli, la palla messa al centro, va giù Bennici, non c'è nulla, pallone per Grimaudo, facile preda di Grimaudo. Flores interviene e il pallone a cercare Viglianisi che vede il movimento di Greco che viene anticipato a sua volta da Cammarelli che spinge, rimessa dal fondo. (42) sul cronometro, ci avviamo verso la conclusione di questa prima frazione ricca di colpi di scena, Illicata in vantaggio con Brugnone, pareggio di Campanella su rigore per tocco in mano di Porcaro e poi il pallonetto di Luca Ficarrotta per il 2-1 dell'Accademia Trapani. Tedesco, Manfred, nuovamente duello con Raboschi, stavolta il numero 9 riesce a tenerla, Lupo lo aggancia, non c'è nulla per il direttore di gara che era lì vicino, e allora Raboschi che la tiene sbaglia in questo caso, allora Bennici ne approfitta, Illicata che può giocarla con Brugnone largo. Buongiorno, torna sul pallone, Flores prova a metterla al centro dove c'è Greco che di testa prova ad avvitarsi
non riesce a trovare la porta, ma occasione per il Licata. Grimaudo, solita rimessa lunga per l'estremo difensore neo innesto della squadra di Tarantino, che ha scelto sempre la giocata lunga a cercare i centimetri di Idrissou, che questa volta non riesce a intervenire perché c'è pettinato, e allora Campanella, duello con Manfred. Catalano ritorna da Campanella a cercare l'inserimento di Idrissou, bravo pettinato. Qua Raboschi e Manfred che si abbracciano, Gambicchia, corre Bennici, cerca di dargli fastidio, ci riesce, obiettivo raggiunto. Rimessa laterale per il Licata con Tedesco, che ha l'occasione di fare avanzare di qualche metro i suoi. C'è vicino Flores, c'è anche Greco, si può cercare ovviamente anche qualche centimetro di Vigliani. Si torna invece da Flores, che di petto la gioca, non riesce in questo caso. Attenzione allo scontro con Lupo, che resta a terra. Tutta palla fuori, la difesa del Licata, resta a terra Vito Lupo. Capitan Cammareri vicino a chiedere al direttore di gara Roli perché in questo caso non è arrivato il fischio, il contrasto di gioco che ci può stare. Alla peggio Lupo. Lupo lascia momentaneamente il campo. Cammareri dovrà rimettere in gioco, dando il pallone al Licata, che ha messo palla fuori per permettere allo staff dell'Accademia di soccorrere il numero 4. Pallone rimesso in gioco, pettinato per Porcaro. Flores la tiene. Flores va da pettinato, non può rientrare ancora in campo Lupo perché il pallone è in quella zona lì. Poi prova l'imbucata in avanti dove non c'è nessuno ed è preda di Valenti. Scocca il 45esimo, 2 minuti di recupero. Flores, Tedesco, ancora da pettinato, alza la testa e vede Porcaro. C'è Brugnone, solito pallone che viaggia da sinistra a destra nella difesa del Licata, che qua però sbaglia la giocata come sbaglia anche Idrissou. Allora Flores se ne approfitta. Greco, c'è Tedesco vicino, riceve il 29 che controlla di sinistro, poi la passa proprio a Greco, che di prima sbilanciato prova in qualche modo a servire la piana. Pallone troppo in là, è rimessa laterale per l'Accademia. Comincia già qualche riscaldamento sulla panchina del Licata tra Esposito e Imbroggiano. L'ho messo nuovamente in rimessa laterale con Pettinato, che richiama Termini per la spinta subita da Idrissou. Inizia l'ultimo di recupero, poi sarà l'intervallo, il riposo meritato per Accademia Trapani e Licata, che hanno dato vita a un primo tempo ricco di emozioni. Ficarrotta qua riesce in qualche modo a trovare Catalano, che però non riesce a tenerla. Poi attenzione qua Puleo, che può calciare dalla distanza. Valenti in 2 tempi la fa sua, può calciare il numero 20 in avanti a cercare Manfred. Il pallone controllato da Raboschi, no, Grimaudo può intervenire, poi Gambicchia spinge il numero 9 che va giù, non c'è nulla, e allora sarà sicuramente il rinvio lungo di Grimaudo. Si allontana Cammareri, così è infatti, a cercare nuovamente Idrissou, spinto da
pettinato spinto da Idrissou. Calcio di punizione per il Licata. Vediamo se c'è tempo per andare avanti. Brugnone, si cerca Flores, non c'è più tempo. Finisce il primo tempo con l'Accademia Trapani avanti 2-1 in rimonta. Ricordiamo al 7° minuto il gol di Brugnone, che ha sfruttato benissimo l'inserimento da destra dopo una generale dormita tra attacco del Licata con Manfredi che aveva cercato il pallone e difesa dell'Accademia che non è riuscita a intervenire. Poi pochi minuti dopo è stato Porcaro a intervenire tra petto e braccia in area di rigore per concedere il calcio di rigore. Accademia Trapani che l'ha pareggiata con Campanella, e poi al 25esimo il pallonetto di Luca Ficarrotta che in questo momento decide il match goal del 2-1. Noi ci fermiamo per qualche minuto e ovviamente torneremo in diretta qui dal Roberto Sorrentino per il secondo tempo di Accademia Trapani Licata. Con il cuore rivolto a Niscemi per il disastro della scorsa settimana, ma con gli occhi e con la testa al campo per il secondo match consecutivo tra le mura amiche del Blu Colleri, il Castrum Favara affronta la Vibonese per dare l'assalto ad una vittoria che manca da troppo tempo, e infatti inizia forte la squadra di Infantino con questa giocata di Tripicchio che converge e calcia. C'è la parata da parte di Marano in calcio d'angolo, poi dal corner che ne segue la palla spiove in mezzo e c'è il solito Nacho Varela col colpo di testa che bacia la faccia interna della traversa e poi entra in rete per l'1-0. Torna a segnare in casa il capitano del Castrum Favara che sblocca il risultato e fa esplodere i tifosi presenti al Bruccoleri. È un buonissimo Castrum Favara quello che approccia la partita. Qui ancora opportunità per Nacho Varela che sibila con il suo destro incrociato vicino al palo difeso da Marano. Poi azione convulsa all'interno dell'area di rigore del Castrum Favara, riesce a risolvere in qualche modo Ferrante con l'intervento, poi attacca dall'altra parte Balla con la fuga sulla destra, lo scarico per Azzara che cerca la conclusione, palla che scende davvero di pochissimo sopra la traversa per l'ex giocatore del Messina. Continua ad attaccare il Castrum Favara che incrocia benissimo qui con il mancino di Demin per il 2-0 della formazione allenata da Infantino. Esulta, esplode anche il numero 5 in maglia bianca che cercava da tanto tempo la soddisfazione personale. Torna ad attaccare la Vibonese con questo tentativo sui sviluppi di palla inattiva. Ci ha provato Brunetti con la palla che è sempre nata sopra la traversa, poi azione sulla sinistra di Piazza che innesca l'avanzata di Eccegoyen, conclusione di Varela che si alza sopra la traversa, si dispera il capitano del Castrum Favara che poi qui si deve difendere su questa iniziativa sulla destra da parte della Vibonese. La palla arriva ad Azzara che non riesce a controllare la direzione e la forza del suo tiro. Castrum Favara che è bravo in più di un'occasione a recuperare palla sull'uscita dal basso da parte della Vibonese. Qui il tentativo da parte di Schembari con la palla che finisce fuori, poi il tentativo dall'altra parte da parte della Vibonese con Sassanelli e poi conclusione che viene parata dall'estremo difensore di Silvestro. Calcio di punizione ancora per Tripicchio con la palla che scende soltanto dopo aver impattato con la traversa e dunque ad un passo addirittura dal terzo gol il Favara, ma all'improvviso la giocata sulla destra e il gol di Antonio Carnevale per il 2-1 a corcere le distanze prima dell'intervallo. La squadra allenata da mister capo di casa che dunque va all'intervallo sotto di un gol, poi alla ripresa delle ostilità ci prova Piazza con questo esterno destro respinto da Marano. Dall'altra parte torna a farsi vivo il team calabrese con questa palla che arriva in mezzo, la girata di Sasanelli bloccata da Di Silvestro. Azione da corner corto per Eccegoyen per il Castrum Favara, pallone che arriva in area poi viene allontanato in qualche modo dalla difesa calabrese, altro colpo di testa di Balla a mettere fuori e poi conclusione dalla distanza con la palla che si perde al di là dello specchio della porta della squadra rossoblù. Poi Piazza palleggia al limite, tocco per Varela che la fa scendere per poi calciarla bene leggermente sopra la traversa, non molla però con Koulibaly e la Vibonese, pallone che arriva in mezzo, poi il controllo e la girata con il salvataggio sul tentativo da parte di Di Gilio e questa l'ultima occasione della partita. Torna a vincere e lo fa in maniera pesante ed importante il Castrum Favara che si assicura 3 punti contro la Vibonese ma resta per il momento al penultimo posto della classifica di Serie D Girone I. Da Sportisir è tutto, alla prossima.
Sfida da urlo al Dino Liotta di Licata tra la capolista del girone A di eccellenza siciliana, il Partinico Audace di mister Giannusa, che a suon di vittorie anche risicate sta risalendo la china e ora minaccia anche il secondo posto. Ma la partita, molto tesa, molto spezzettata, con tante interruzioni e poche emozioni, si accende solo nella seconda metà del primo tempo. Qui la giocata di Brugnone che mette in mezzo l'anticipo di Pippo Raimondi su Vincenzo Manfrè. I due sono stati anche compagni di squadra in passato, mentre dall'altra parte Angelo Caronia prova a far girare il suo destro. La punizione viene deviata in calcio d'angolo pochi minuti dopo, sempre da palla inattiva ci prova la formazione ospite, questa volta è Mistretta, mancino debole, bloccato senza grossi problemi da Federico Valenti. Pochi minuti dopo, altro piazzato per il Partinico Audace, questa volta cerca la soluzione di potenza al centro della porta Caronia. Valenti però si fa trovare pronto, cerca di reagire, cerca di rispondere in Licata con questa palla lunga e la sfera che arriva a Mero. La conclusione mancina dal limite bloccata da Peppe Polizzi. Si passa con le immagini al secondo tempo, sempre con Merola che questa volta diventa assistman, cerca il golasso alla Crespo Manfrè, gli viene respinta la suolata, poi si tuffa a corpo morto Martignetti sul tentativo di Palmisano. Dall'altra parte sempre calcio d'angolo con la palla scodellata in mezzo, il colpo di testa di Merola che non trova lo specchio della porta dall'interno dell'area piccola. Entra Minacori, cerca subito di mettersi in ritmo, sponda di Manfrè, Merola con la conclusione respinta ancora. Don Pippo Raimondi esaltante nella marcatura insieme al suo collega di reparto Martignetti. Poi il calcio d'angolo, la palla che rimane lì dopo il tocco da parte di Calaiò, blocca senza grossi problemi Polizzi, sempre a sinistra, attacca Licata in questo frangente con questa iniziativa di Merola che diventa un tiro bloccato ancora dall'estremo difensore partinicese. Ancora sull'automancino, la palla messa in mezzo alla ricerca di Manfrè, l'anticipo del solito Martignetti. Poi succede questo, liscio di Calaiò che stende poi il suo avversario lanciato in ripartenza. Il direttore di gara non ha dubbi, rosso per il capitano del Licata che deve giocare il resto della partita in inferiorità numerica, ma da quel che si vede in campo neanche sembrerebbe. Qui la giocata al limite dell'area di Manfrè che cerca di pulire il pallone per Tommy Flores che la piazza col mancino, il volo sotto l'incrocio di Peppe Polizzi a mettere in calcio d'angolo. Poi è sempre l'argentino che mette in mezzo da questo corner, è pettinato, entrato proprio per mettere una pezza alla mancanza di Calaiò in difesa, a sfiorare il gol. Dall'altra parte l'uscita avventata di Valenti, la palla che rimane lì e ci pensa proprio l'ex Canicattì a salvare sulla linea. Poi Palmisano con il cross, secondo palo, l'anticipo per il tentativo della rovesciata e colpo di testa da parte di Micchi, subentrato a Manfrè. Palla che sorvola la traversa, insiste nonostante l'uomo in meno la squadra di Bonfatto che attacca sempre a sinistra. Qui il cross di Tedesco sul secondo palo, prova a rimetterla Palmisano, un tiro cross che attraversa tutto lo specchio della porta. Infine il calcio d'angolo di Tommy Flores allontanato dalla difesa del Partinico Audace che riesce a strappare lo 0-0 a Licata che si salva nonostante l'inferiorità numerica. Da Sportisiri è tutto, alla prossima. Arriva però Lucera che strappa il pallone, Lucera si invola, l'uscita, poi arriva Muratore, Murato il suo tiro, Stassi, salvataggio, Muratore, tiro parato da Diouf, pallone allontanato dove c'è Antona, colpo di testa, poi l'intervento in qualche modo di Drago, colpo di testa verso Lucera, poi Stassi controlla e calcia, respinto il suo tiro, Barri, la palla incollata sempre al piede, ora Colley. Il cross, Muratore, Perricone, poi Lucera è sforbiciata in due tempi. Diouf la prende ad evitare la rimessa, poi sbaglia, allora attenzione ad Ovusu ai 20 metri, la virata, poi il cambio gioco su Lucera, fronteggia Lucera, destro, la parata di Diouf a negare il gol, poi spazza la difesa dell'Atletico, punizione per l'Atletico, Pizzocero sulla palla, spiove verso l'area di testa Antona, poi conclusione che non scende a sufficienza per Scrozzo, palla in verticale, Lucera 20 metri, Lucera finta, Lucera allarga, Licata, anticipo, Licata, tiro respinto clamorosamente da Lindner, c'è il fischio per questa punizione, Colley dentro l'area, l'anticipo, poi controlla l'ultimo Licata che pensa al destro, palla che esce, Lucera, Stassi ha visto Colley, lo serve,
Colley si è buttato dentro Lucera, la posizione è regolare, Lucera davanti a Diouf che gli sbarra la strada, poi ancora Lucera sul fondo, Lucera mette in mezzo, Diouf para anche questa. Velocissimo Maranzano, è un 3 contro 3, Maranzano sceglie Messina, Messina salta Muratore, Messina al limite, calcia De Miere, occhio alla ribattuta, York fuori gioco. La punizione per l'Atletico, pallone che spiove, attenzione York, da pochi passi la manda fuori. C'è la punizione per l'Atletico Partinico, Cannavo cerca la porta del Miere, male! È il gol di York che porta in vantaggio l'Atletico Partinico, ha segnato York, qui non benissimo De Miere. La punizione. Si prende la rincorsa, troppo alto. Palla verso l'area, Obusu prolunga, pallone che rimane lì e per poco. Un po' Lio, un po' Muratore. E poi Perricone non creano i presupposti per il pareggio. Antona. Palla sventata verso l'area, Lio in anticipo su Diouf. L'arbitro lascia giocare, poi calcio d'angolo per il Gemini. E per l'arbitro può passare così, ha vinto l'Atletico Partinico che spugna San Giovanni Gemini 1-0, gol di York decisivo. Rieccoci nuovamente in diretta dal Roberto Sorrentino di Trapani per Accademia Trapani Licata. Per il secondo tempo di Accademia Trapani Licata vedete inquadrati Esposito e Merola, i due nuovi innesti nel secondo tempo per il Licata di mister Bonfatto. Non ci sono tra gli uomini rientrati in campo nella ripresa Greco e Bennici, che appunto lasceranno il campo a Merola ed Esposito. Ultime indicazioni di mister Bonfatto ai due giocatori. Avete visto passare Bennici e Greco. Si aspetta ovviamente il
via libera dal direttore di gara. Ed eccoci qui con Termi che richiama il direttore di gara Roli per l'ingresso in campo di Esposito e Merola. Secondo tempo che può ricominciare con l'Accademia Trapani in vantaggio 2-1, l'abbiamo ricordato a fine primo tempo, lo ricordiamo anche in avvio di questa seconda frazione. Licata che era passato in vantaggio al 7° minuto con Brugnone, poi il pareggio di rigore di Campanella e Ficarrotta che a metà primo tempo al 25° ha siglato il gol del 2-1 con il Licata che poi ha cercato di ritrovare la via del pari, non riuscendo. Tra l'altro bisogna anche registrare quando il Licata era avanti un palo la compagine di mister Bonfatto. Idrissù prova a saltare, pettinato, interviene, come interviene in questo caso anche Raboschi, l'ex di turno catalano, cerca di tenere il possesso del pallone ma Viglianisi gli estirpa via la sfera, la piana, Flores, Catalano sempre sulle gambe, Campanella riesce a intervenire, resta laterale, per attenzione perché resta giù Ruslan Raboschi, il direttore di gara richiama lo staff medico del Trapani. Si alza Raboschi, solo una botta, la piana, giocata a cercare Manfred, interviene di testa, poi il pallone calciato e c'è la rete, subito Merola che entra e fa gol, 2-2, cambio azzeccato di mister Bonfatto che cambia Greco con Merola e arriva il gol del pari subito al 46° minuto. Rientra benissimo in campo il Licata che ha ben chiaro l'obiettivo di portare a casa i 3 punti per prendere ovviamente il largo in classifica, primato che ovviamente non può essere in alcun modo ad oggi attaccato dalla seconda della classe San Vito né dal Marsala che ieri è caduto clamorosamente a Palermo contro la Parmobal. Gli ha regalato la possibilità al Licata di tornare a più 10 in caso di successo. Ficarrotta, Flores interviene e la fa sua, può salire il Licata, la piana che corre, ancora la piana che punta Cammareri, la finta, la palla messa al centro a cercare Manfred, Grimaudo sicuro sul pallone, poi Campanella e Merola che rallentano la ripresa di gioco, pallone di Grimaudo a cercare Idrissù, la fa rimbalzare Tedesco, poi Porcaro di testa, di spalla Idrissù forse con qualche dubbio, Campanella, Idrissù, girata di testa per Catalano che trova Ficarrotta, palla a terra, Campanella può metterla al centro verso Idrissù che non può arrivare, si salva il Licata e pallone in rimessa dal fondo. Rimessa con Esposito di testa che riesce a intervenire su Cammarei, poi Manfred parte e c'è offside, pochi dubbi in questo caso con la posizione di offside netta.
Manfred, può ripartire l'Accademia con Grimaudo che calcia in avanti a cercare Idrissou, che questa volta è da solo e può intervenire in tutta tranquillità. Cammarelli, Ficarrotta, Viglianisi lo sfida, prende posizione Ficarrotta in due addirittura per togliergli il pallone, poi Viglianisi scivola, resta a terra il numero 2 che sul tentativo di intervenire sul pallone ha subito la ricaduta di Campanella. Resta giù il numero 2 che viene aiutato a rialzarsi da Campanella e Idrissou. Rimessa laterale, può riprendere il gioco con Indicata che con pettinato va da Porcaro, c'è largo Brugnone, riceve Flores che vede vicino pettinato, va invece da Tedesco che la fa rimbalzare, sbaglia il fraseggio con Viglianisi e allora Ficarrotta, Lupo ancora da Ficarrotta, Luca Ficarrotta, pallone a cercare il movimento di Cammarelli che non riesce a intervenire, allora Flores può correre a cercare Manfred che la fa rimbalzare, Manfred, c'è vicino Esposito, ancora Manfred, la giocata su Puleo, Merola che può aprirla a cercare il movimento di Lapiana, si sovrappone Tedesco, ancora Lapiana che calcia verso la porta, poteva cercare l'intervento Esposito che non riesce a intervenire, era una via di mezzo tra un tiro e un passaggio questo di Lapiana, con Grimaudo che può tirare un sospiro di sollievo, rimessa dal fondo, è solita richiesta di salire perché Grimaudo va a lungo, stavolta Lupo è costretto a correre per prendere la palla calciata non del tutto in maniera ottimale dall'estremo difensore dell'Accademia, poi qua Merola non riesce a intervenire, riesce invece tranquillamente Grimaudo a farla sua e chiede anche il cambio palla, l'estremo difensore, pallone sgonfio e allora sarà Roli a fare riprendere il match. 53 sul cronometro, 2-2, come è successo nel primo tempo. Il Licata entra in campo meglio dell'Accademia Trapani, trovando un gol. La prima frazione è arrivato al settimo, nella seconda praticamente al secondo minuto. Qua l'Accademia gioca con Ficarrotta, Viglianisi lo infastidisce, Ficarrotta protesta e prende il giallo per aver protestato platealmente nei confronti del direttore di gara. Spegne le polemiche con questo giallo Roli, richiamato dal 10 dell'Accademia Trapani per non aver fischiato un fallo su una spinta subita proprio dall'ex Palermo. Si può riprendere il gioco con la punizione affidata ai piedi di Valenti, calciare in avanti a cercare Esposito può calciare al volo, cerca l'Eurogol il numero 7, pallone che termina fuori, rimessa dal fondo. Esposito che si è piazzato ovviamente a destra, un attacco in quella posizione che era stata nel primo tempo di Bennici, con Manfred al centro e la Piana a sinistra. Non è cambiato di nulla tatticamente per Indicata. Rimessa laterale ottenuta dall'Accademia con Puleo sulla palla. Ed è il momento dei suoi. Lupo si avvicina, buongiorno, ripeto, Lupo non la lascia a Ficarrotta, qua Catalano che può girarsi e calciare, sbaglia però tutto il numero 7.
rimessa dal fondo battuta subito da Valenti. Tedesco alza la testa, vede il movimento di Viglianisi che deve correre. Grabowski tiene posizione e subisce il fallo di Viglianisi, no, per il direttore di gara. C'è rimessa dal fondo con Grabowski che cadendo aveva anche portato via con sé la bandierina. Passa subito al proprio posto dal centrale dell'Accademia. Gioca ancora lungo Grimaudo, bravo qua Tedesco, la Piana si allontana, non capisce la giocata, però riesce nuovamente a intervenire il Licata, ma non riesce invece Merola a sfruttare questa giocata. Allora, lungo a cercare nuovamente Ficarrotta. Valenti non si impegna più di tanto per arrivare sul pallone prima che si spenda sul fondo, e quindi rimessa per il Licata che, l'abbiamo detto, lo ribadiamo, è entrato sicuramente meglio in questo secondo tempo, a caccia prima del pari e ora del vantaggio. Viglianisi non riesce a intervenire su questo passaggio di Flores, e allora buongiorno Idrissou, c'è Tedesco, lo infastidisce, allora Idrissou perde un attimo il tempo della giocata. Campanella sventagliata a cercare Ficarrotta, Brugnone di testa in rimessa laterale. Puleo si avvicina a Buongiorno, Puleo di coscia, Lupo la mette dove c'è Idrissou. Tedesco, sforbiciata di pettinato, Campanella allarga da Catalano che era tutto solo, però la palla è troppo lunga per il numero 7 che non può intervenire, e allora rimessa subito battuta da Valenti. Pettinato calcia in avanti a cercare Manfrera, Boschi salta e riesce in qualche modo a intervenire. Esposito, pallone a cercare l'inserimento di Brugnone che alza la testa, c'è Manfrera al centro, Brugnone calcia dove c'è la Piana, può stopparla la Piana, ancora la Piana, Viglianisi si sovrappone, la Piana a cercare Esposito che si ostacola con Merola. Flores, ancora Flores, la Piana riesce in qualche modo a uscire l'Accademia, allora contropiede con Ficarrotta che punta a Flores e pettinato, poi qua subisce il fallo, sì, ammonito giocatore del Licata che ha fermato in maniera fallosa Luca Ficarrotta. Calcio di punizione, in questo caso si è proprio piantato Ficarrotta per ottenere questo calcio di punizione. Sul pallone Ficarrotta e Campanella. Il monito è Flores. Campanella calcia in avanti, va giù Grabowski, Lupo può calciare, ancora il pallone che resta lì, Flores, Catalano calcia, Puleo interviene, non c'è nulla, poi il pallone che non si spegne sull'out, Brugnone riesce a intervenire, va giù e resta giù anche Grabowski. Grabowski giù durante lo sviluppo del gioco, forse colpito da qualche giocatore del Licata, e resta giù vicino alla bandierina dell'angolo Brugnone e si toccava il volto. Si può riprendere con Cammarei, con Puleo, scusate, sul pallone, rimessa lunga a cercare Lupo, Brugnone di testa interviene nuovamente in rimessa laterale. Rimessa laterale che sarà lunga di Puleo a cercare Buongiorno, Viglianisi interviene di testa, Campanella a sua volta
di testa, poi pallone che resta lì con la difesa delicata che allontana, rimessa nuovamente verso Idrissou che non riesce ad agganciare, è uno stop a inseguire per il numero 9 che non riesce a tenerla. Qua Puleo di testa, Tommy Flores non riesce a intervenire perché c'è il lupo, allora Manfred, giocoliere, pallone ancora per Tommy Flores che prova a metterla giù elegantemente, Esposito, gambicchia, buongiorno, Puleo, tutte di prima, lupo, Flores, attenzione, era ammonito, l'avevamo detto poc'anzi, Tommy Flores ammonito per il fallo su Ficarrotta, e c'è il doppio giallo e l'espulsione del numero 80, Licata in 10. Si complica la vita il Licata con questa espulsione di Tommy Flores. Giocate di esperienza dei due innesti della campagna di riparazione dell'Accademia Trapani. Prima Ficarrotta che costringe Flores al fallo e al giallo in ripartenza con un fallo tattico, e ora questo fallo su Vito Lupo, doppio giallo, rosso per Flores che lascia il campo e Licata in 10. Può approfittare l'Accademia Trapani, può battere Campanella perché Flores è uscito dal campo. Gambicchia per Campanella, prova a metterla al centro, Brugnone interviene anche Puleo, poi Raboschi, Esposito di testa, Manfred, attenzione a Raboschi, Viglianisi alza il pallone, ancora Manfred, attenzione qua allo scontro con Campanella, Catalano, Campanella a cercare Idrissou, pettinato, lo trattiene, non c'è nulla per il direttore di gara, però il duello continuo tra i due. Porcaro, Brugnone, Viglianisi da solo può controllare, arriva Lupo, bravo Viglianisi con la giocata a cercare Esposito con Grimaudo che interviene, non c'è nulla per il direttore di gara, il dubbio che l'intervento dell'estremo difensore sia avvenuto fuori area di rigore, non c'è nulla. Esposito va giù, Brugnone la mette al centro, riesce ad allontanare in qualche modo Gambicchia, poi ancora Esposito, pallone che si spegne in rimessa. Porcaro deve aspettare per riprendere perché dopo si è fatto male, va giù, colpo subito al ginocchio dal numero 4 che si tocca appunto la gamba destra. Si rialza il numero 4, Brugnone sulla palla, ci sono sia Merola che Esposito, però preferisce andare da Manfred con Campanella che interviene, Cammareni calcia via a cercare il movimento di Ficarrotta, Tedesco ottiene la deviazione di Ficarrotta e dunque pallone che resta in possesso del Licata con il numero 29 che la gioca subito da Pettinato. Pettinato calcia in avanti a cercare la Piana che punta Cammareri, Raboschi non interviene, pallone alzato, Manfred di testa, termina pallone fuori, però c'è fallo di Manfred su Gambicchia e calcio di punizione per fallo in attacco di Manfred che era riuscito a staccare per colpire di testa, però in maniera fallosa con Roli vicino che ha indicato il fallo commesso dal numero 9 del Licata. Per cercare il movimento del solito Idrissou, ma c'è sempre Valenti a raccogliere questo pallone che non arriva al numero 9 dell'Accademia. Viglianisi, Pettinato, calcia in avanti
pallone frenato un po' dal vento, la Piana fa fallo su Catalano, calcio di punizione. Cammareri lascia la battuta a Campanella, Lupo torna indietro, Raboschi, Idrissù, Cammareri, Catalano la tiene, Suola, poi Ficarrotta, prova a metterla al centro, cercare Idrissù che spinge Esposito, questa volta è chiara la spinta del 9 sul numero 7 del Licata, calcio di punizione. 66 sul cronometro, 2-2, ma soprattutto Licata in 10 per l'espulsione di Tommy Flores. Manfredi in testa, il pallone resta lì, Campanella ne approfitta e torna indietro da Grimaudo che la mette giù, Manfredi lo pressa, pallone a cercare Bongiorno, non riesce a intervenire anche perché Brugnone è lì vicino a infastidirlo, battuta veloce di Brugnone, poi Merola trattenuto da Lupo, non c'è nulla, si gioca con Catalano che allarga a destra da Cammareri, il capitano può avanzare, vede il contromovimento di Catalano, pettinato, ottimo a intervenire e a salire la corsa, ancora a cercare pettinato di La Piana, però non riesce il numero 6 nonostante lo sprint iniziato in anticipo ad arrivare su questa palla calciata un po' troppo in là da Calogero La Piana, bomber di questo Licata. Cammareri va da Raboschi, complica un poco la vita a Campanella, pettinato, poi interviene e allora Catalano scambia con Ficarrotta, ancora Ficarrotta a cercare il movimento di Lupo, bravo Brugnone da ultimo, allora Merola, Esposito non riesce, gambicchia e Lupo, anzi Ficarrotta scusate, scambiano, poi Ficarrotta va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, Viglianisi subisce forse il fallo di Bongiorno, c'è il vantaggio, pallone a cercare Manfredi, non riescono ad intervenire né Manfredi né Merola, poi palla che resta lì e allora Catalano si riparte con Ficarrotta che si tocca la gamba e va giù il numero 10 che ha subito un tocco in precedenza su quella mischia che avete visto a centrocampo. Ficarrotta chiede spiegazioni a Rodi. Campanella può giocarla nell'indecisione di quello che doveva fare, c'è stato un poco di discussione sul pallone messo fuori dal Licata che poi tra l'altro aveva ricevuto il pallone da Ficarrotta, quindi un modo come un altro per dire che ti avevo dato già il pallone perché te lo devo riconcedere. Il giocatore dell'Accademia Trapani, Campanella poi nella sportività ha deciso di riconsegnarla all'Licata, qui con pettinato, il calcio in avanti, cercare Manfredi, Raboschi interviene in maniera non giudicata fallosa dal direttore di gara, Grimaudo, pressing di Manfredi, calcia in avanti, cercare Catalano, Tedesco lo pressa e gli fa toccare per ultimo il pallone, rimessa laterale per il Licata, La Piana, la mette giù, gioca con Viglianisi, bravo qua Viglianisi che può puntare Lupo, Viglianisi dalla Piana, la mette al centro verso Merola, Raboschi allontana, pettinato di testa, Campanella infastidisce Merola, Idrissù, porcaro di testa, Idrissù forse tocca con la mano, sì, calcio di punizione per il Licata che vuole partire subito, sbaglia qua Viglianisi che non trova La Piana, trova Cammareri, attenzione La Piana che interviene in maniera scomposta su Campanella, non c'è nulla, Raboschi a cercare Idrissù, Campanella da Ficarrotta, pettinato e Tedesco provano a contenerlo,
Ficarrotta alza la testa, vede Buongiorno, la palla resta lì, ancora Buongiorno, Catalano può calciare, pallone alto, occasione per l'ex di timbrare il cartellino al 70°, pallone che termina alto. Valenti batte subito e corto per Porcaro, calciata in avanti a cercare Esposito di testa, era solo, poteva controllarla, lo hanno chiamato troppo tardi. Ficarrotta può calciare, Ficarrotta murato da Porcaro, e poi Merola va giù sul tocco di Vito Lupo, calcio di punizione. Batte subito il Licata, Viglianisi cerca il movimento dei suoi, allora è costretto a servire Tedesco, visto che né Esposito né Manfredi si erano fatti trovare pronti. Allora Tedesco che torna da Viglianisi, pettinato, la piana, costretto a indietreggiare tanto per prendersi il pallone. Viglianisi nuovamente da pettinato, si torna da Valenti che vede il movimento di Manfredi. Esposito, Manfredi può saltare, Gambicchia interviene, pallone per la piana che la stoppa e poi la gioca con Viglianisi, alza la testa il numero 2 che vede la sovrapposizione di Tedesco, pallone che non riesce ad essere contenuto da Tedesco, è rimessa laterale. Intanto batte l'Accademia con Catalano che riceve da Cammareri. Campanella alza il campanile a cercare Buongiorno, interviene Brugnone, Idrissù sbaglia qui il tempo della giocata a cercare Ficarrotta. Idrissù costretto a indietreggiare, a tornare indietro da Puleo, allora Idrissù c'è vicino Ficarrotta, interviene Esposito, non c'è nulla, rimessa laterale segnalata in favore dell'Accademia Trapani. Puleo, Campanella tutto solo, può calciare Campanella, vola Valenti per tenere ovviamente la difesa della porta, rimessa dal fondo e cambio in casa Licata. Palmisano entra lasciando il campo a Viglianisi. Cambio a centrocampo per mister Bonfatto con Palmisano che prende il posto di Viglianisi. Anche in questo caso cambia poco tatticamente per il Licata, con Porcaro che va avanti a cercare Esposito, bravo qua il numero 7, interviene sul pallone poi agganciato da Puleo, calcio di punizione. Porcaro sulla palla, Buongiorno richiamato da Rodi per allontanarsi dal pallone. Attenzione qua per cercare il movimento di Esposito che però viene anticipato da Campanella. Puleo calcia in avanti, Porcaro da pettinato, si allarga Tedesco, riceve Palmisano, il primo pallone della sua gara, va dalla piana nuovamente da Palmisano che alza la testa, vede che nessuno è vicino se non è pettinato, allora la piana da Merola, va da Tedesco che alza la testa, vede il movimento di Manfredi. Esposito, Manfredi non riesce a intervenire, pallone che dopo un rimpallo con Gambicchia, anzi no, con Puleo scusate, era rimasta lì, però Manfredi non se n'era reso conto e allora veloce il rimando, interviene sul pallone proprio Manfredi a passare Raboschi. Campanella da Buongiorno solo, si va da Catalano,
ancora Catalano, il passaggio non è dei migliori, allora Tedesco qua sbaglia a sua volta. Serie di errori e di regali. Messa laterale battuta dall'Accademia con Lupo che va da Gambicchia. Può avanzare l'Accademia Trapani. Lupo, fallo di Merola. Lupo batte subito, cercare Campanella, si va da Capitano e Cammareri che la può mettere al centro verso il Drissù, però è troppo schiacciato verso la porta. Valenti la fa sua e la dà a Porcaro. Intanto è pronto ad entrare Minacori, lo vedete qua in basso, pronto ad entrare in campo. Raboschi, Palmisano lotta con Campanella che riesce a tenere il pallone, la dà a Catalano, si allarga da Ficarrotta, Tedesco la tiene per ottenere la rimessa dal fondo e allora cambio. Minacori dentro al posto di Manfred. Entra il numero 70 che prende il posto in attacco di Manfred. Oggi tante volte murato fisicamente da Raboschi, non è riuscito a fare vedere le sue doti. Allora cercare Esposito, possibilità per Minacori di giocare il primo pallone, si aggancia con Gambicchia e poi Minacori che rincorre, riesce in qualche modo ad uscire, palla al piede, in questa occasione l'Accademia Trapani che allarga a destra da Cammareri, c'è Ficarrotta, interviene Catalano che sbaglia qui la giocata, poi sbaglia anche Palmisano, il pallone messo al centro a cercare Buongiorno, pallone che si spegne sul fondo. Buon fatto che richiama Merola. Esposito ottiene il fallo sull'intervento di Puleo e buon fatto, avete visto poco fa, con un movimento di allegriana memoria toglie via il giaccone. Si scaldano ovviamente gli animi in panchina delicata per cercare di spingere i ragazzi in campo in 10 per siglare il gol del vantaggio. Pallone di Porcaro a cercare Esposito, non si capiscono il 19 e il 7 con Puleo che difende bene la rimessa al fondo. 78 sul cronometro che corre sia per l'una che per l'altra, ovviamente ha una velocità maggiore per il Licata che nonostante l'inferiorità numerica vorrebbe cercare la vittoria. Accademia Trapani che può sfruttare la superiorità numerica, l'inferiorità numerica del Licata per cercare il colpaccio. Grimaudo per la prima volta in partita batte corto da Raboschi. Gambicchia avanza, non è per il Lupo. Esposito, si torna da Puleo, ancora Lupo, forse tocco di mano di Brugnone, non secondo il direttore di gara. Poi attenzione qua il contrasto tra Lupo e Brugnone, rimessa laterale. Rimessa laterale. Brugnone sul pallone, si torna indietro da Capitan Porcaro, pettinato, il Drissù prova a infastidirlo, pone calciato in avanti a cercare la Piana che la stoppa di petto in confronto con Cammareri, va un attimo giù la Piana, si rialza, corre Palmisano per Tedesco a cercare Minacori, duello con Raboschi, fallo del numero 70 sul numero 5, nonostante
la netta differenza di fisico era riuscito Minakori a prendere posizione, a saltare Raboschi, però in maniera fallosa. 10 al termine, più ovviamente il recupero, 2-2 al Sorrentino di Trapani, tra Accademia Trapani e Licata. Grimaudo calcia in avanti a cercare Idrissù, Palmisano, Esposito la mette giù per Brugnone, calcia a cercare il movimento di Minakori, Lupo è puntuale e preciso nella sua posizione, Palmisano a cercare nuovamente Minakori, Gambicchia la fa sua, poi Raboschi torna indietro da Grimaudo con lo stesso Minakori che prova a infastidirlo. Porcaro, Idrissù in questo caso decide di non intervenire, Esposito non trova la piana, c'è Idrissù spinto un po' da Palmisano in maniera intelligente, pallone calciato in avanti a cercare Minakori, si agganciano intanto Raboschi e Minakori, per qua Ficarrotta non riesce nella giocata con Pettinato che interviene, per attenzione qua Cammarelli va giù la piana, non c'è nulla, può correre l'Accademia con Ficarrotta, Merola la fa sua e la calcia in avanti a cercare la piana, occasione di 3 contro 5, la piana non riesce a superare Campanella che ora può avanzare, palla al piede, Ficarrotta torna indietro all'occasione di allargare per Puleo che riceve il pallone, Esposito prova a intervenire, non riesce a tenerla, pallone verso Minakori, Gambicchia torna indietro da Grimaudo come era prevedibile, in tranquillità a gestire la ricostruzione del gioco. Lupo vede il movimento di Gambicchia che riceve, Esposito sale per infastidire ovviamente la giocata dell'Accademia Trapani, costretta a ritornare indietro da Lupo. Minakori corre, fa un poco il torello, Grimaudo calcia in avanti a cercare Catalano che la spizza quanto basta per farla arrivare a Ficarrotta che poi va giù, non c'è nulla per il direttore di gara. Catalano può cercare di avanzare, Pettinato, anzi scusate, Porcaro, mette rimessa laterale. Cammareri, la piana tiene la palla, può correre il numero 10 che vede Minakori che stoppa benissimo e sfida Raboschi, pallone a cercare Merola, attenzione all'incrocio con Puleo, non c'è nulla per il direttore di gara, intanto rimane a terra il numero 44 che si era inserito bene, aveva ovviamente cercato il movimento per saltare Puleo, una spallata, ha fatto andare giù il numero 44, non c'è nulla per il direttore di gara. Palmisano che è andato a protestare per un fallo a cavallo tra la linea dell'area di rigore, quindi dubbio se fosse dentro o fuori. Fatto sta che l'Accademia ha messo palla fuori, rimessa laterale, giocata dall'Icata nuovamente in favore dei padroni di casa, allenati da mister Tarantino. Grimaudo può calciare avanti a cercare Idrissù, Pettinato interviene, Tedesco cercare Esposito, sbraccia Puleo, poi Esposito spinge, non c'è nulla per il direttore di gara. Tarantino ha fatto un attimo perdere tempo nella ripresa di gioco, poi qua Minakori prova a sfidare Puleo, la mette al centro dove non c'è nessuno, Grimaudo la fa sua e va giù, si accartoccia per guadagnare ovviamente qualche secondo, si allarga subito a cercare Catalano, si torna indietro da Raboschi, chiama il pallone Lupo, Esposito corre per cercare di intervenire, non riesce, poi Brugnone, si torna da Minakori, ancora Minakori, Merola, la gioca da Esposito che può puntare Puleo, la mette al centro
a cercare Palmisano, non interviene la Piana, qua Palmisano sbaglia l'intervento e allora Idrissù può fare correre Ficarrotta che era in posizione di offside, pallone comunque troppo lungo per il numero 10, interviene Valenti che gioca subito a cercare Porcaro, pronti intanto ad entrare Micchi per Illicata e Agnello per l'Accademia Trapani, pallone di Raboschi di testa, Merola la mette giù, Catalano non riesce a intervenire qua neanche la Piana e allora Lupo ha l'occasione di correre, Lupo, fallo di Palmisano, non secondo il direttore di gara, si può giocare, allora Licata che corre, Minacori forse in posizione di offside, non alza la bandierina Termini, Minacori può calciare e termina fuori, messa dal fondo, doppio cambio, vedremo chi lascerà il campo, entra Micchi come detto, Micchi al posto della Piana, e per l'Accademia Trapani il cambio del suo, aiutato da Merola a rialzarsi. E la Piana lascia il campo a Micchi, centimetri in avanti per Indicata per questi minuti finali, con Micchi che si mette al centro, Esposito a destra, Minacori a sinistra e invece nell'Accademia Buongiorno si mette al centro con Agnello e Ficarrotta larghi, Raboschi, proprio Micchi che tenta di pressare, Raboschi, Grimaudo, Campanella gestisce il pallone dell'Accademia Trapani che riesce a uscire da questa situazione di pressing, Cammareri a cercare Buongiorno, interviene Pettinato, Micchi sbaglia qua il suo primo pallone, Raboschi per Grimaudo, qua Esposito che prova a pressarlo, pallone calciato in avanti con Pettinato di testa, va giù Minacori, calcio di punizione per Illicata. Mettiamoci bene, Edo dentro, Edo! Ci ho messi male, Luca! Pettinato sulla palla, chiede la distanza di Ficarrotta, non è messo a cercare Esposito, spallata su Puleo, Esposito riesce a tenerla in campo, poi calcia verso il centro dove però non c'è nessuno, che termina sul fondo. Raboschi, Micchi lo pressa, Campanella, pallone lungo a cercare Agnello che sfida Brugnone, sbaglia qua l'intervento sul pallone, poi si chiude verso la bandierina e fallo con Brugnone che cade nella provocazione, per così dire, di Agnello che si era frenato verso la zona della bandierina a cercare proprio questa giocata. Bravo il numero 11, meno il numero 24 dell'Icata che è caduto nel tranello. Calcio di punizione mascherato da calcio d'angolo, perché stiamo parlando veramente di questioni di passi rispetto alla bandierina, come potete vedere. Campanella sul pallone, 2 in barriera, Esposito e Minacori a difendere una parte dell'area. Campanella sulla palla,
Pallone calciato con pettinato che di testa fa uscire il pallone dall'area di rigore. Minacori non riesce a intervenire in tempo. Rimessa laterale per l'Accademia. Lupo lascia il pallone a Puleo. Ficarrotta torna da Puleo con Merola che prova a pressarlo. Si torna indietro da Raboschi. Cammareri allontana Tedesco. Nicchi mette giù, subisce il fallo di Raboschi, ammonito il numero 5. Calcio di punizione. Non ha ancora indicato il recupero il direttore di gara. Sta intanto giù il giocatore dell'Accademia. Chiama il direttore di gara, l'intervento dello staff medico dell'Accademia Trapani. Buongiorno, è rimasto giù. Si attende ovviamente che Buongiorno si rialzi. Si può riprendere. Pettinato, calcia in avanti a cercare il movimento di Minacori. Grimaudo con le mani interviene. Grimaudo, calciata in avanti. Pettinato. Pallone con Raboschi. Esposito. Ancora Esposito. Fallo di Campanella. Calcio di punizione giallo. Pettinato sul pallone, può calciare verso la porta di Grimaudo. No, è stato Lupo. Esposito sul pallone, può calciare. Cercare il movimento di Minacori. Puleo interviene di testa. Palmisano la lascia e Puleo che calcia via. Rimessa laterale. Brugnone sulla palla. Ultimi minuti di gioco. 24. Può rimettere lungo al centro. A cercare Palmisano che interviene in qualche modo. Poi Esposito non riesce. Agnello di testa. Ancora Esposito. Esposito entra nell'area di rigore. Va giù. Calcio di rigore. Calcio di rigore ottenuto da Esposito, che si era incuneato dalla sinistra. Si stava accentrando ed è riuscito a prendere il rigore. Attenzione, Esposito che va giù sul contatto con Vito Lupo.
calcio di rigore. Quanto si è acceso un attimo l'animo tra le panchine del Licata e dell'Accademia. 95 sul cronometro, sul pallone Minacori, all'occasione all'ultimo di regalare il vantaggio al Licata. Minacori sul pallone. Grabowski che provoca un po', ovviamente è il gioco delle parti, cerca di innervosire Minacori che si presenta sul dischetto. Minacori contro Grimaudo. Parte Minacori! Gol del Licata! 3-2! Esulta Minacori e finisce qui. All'ultimo respiro il Licata vince 3-2. Una partita ricca di emozioni e ancora una volta di beffa per l'Accademia Trapani, che come contro la Partinico Audace era riuscita a passare in vantaggio e poi nei minuti finali si era fatta raggiungere e superare. Finisce 3-2 in favore del Licata, che vince e va a più 10 in classifica, decisivi. Come avete visto il rigore siglato ora da Minacori, ma soprattutto il gol di Merola a inizio secondo tempo che l'ha pareggiato. Intanto si accendono un attimo gli animi, l'aveva aperta col suo gol Brugnone per l'Accademia Trapani, avevano fatto gol Campanella e Ficarotta. Dal Sorrentino, amici di Sportissimi, è tutto. Licata batte Accademia Trapani 3-2. Da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio, buona domenica, buona continuazione di giornata.